Nei primi mesi torinesi vissi quasi in solitudine, lontano da casa, senza amici, esaurito per lo sforzo fatto per vincere la borsa di studio e per di più sempre al verde. Vivevo in una stanzetta alla Barriera di Milano, nel corso Firenze, al numero 57, sulla Dora. La nebbia gelata mi distruggeva. Credevo di aver diritto all'esenzione delle tasse universitarie, mentre invece mi spettava solo mezza esenzione, di cui non potevo usufruire perché non iscritto all'università, ma senza iscrizione non potevo avere le 70 lire del collegio, il classico cane che si mordeva la coda. Chiesi a casa di pagarmi le 75 lire di tasse e finalmente il 16 novembre potei iscrivermi alla facoltà di lettere in filologia moderna e ritirare i primi soldi dal collegio che non bastavano mai. La fame era la mia compagna inseparabile. Mi prese in simpatia un giovane professore di glottologia, Matteo Bartoli, forse anche perché affascinato dalla lingua sarda, così per lui fece anche delle ricerche in famiglia. Rividi a Torino, frequentandolo con piacere, l'incaricato di letteratura italiana Umberto Cosmo, che era stato mio professore di lettere al liceo dei Tori di Cagliari. Eravamo molto uniti. In quegli anni all'università vi erano docenti di grande livello, come Luigi Einaudi, Arturo Farinelli e Giovanni Pacchioni. Era quello il mio mondo, la mia vita. Fuori di esso frequentavo solo il giro dei conterranei in una taverna che, come raccontava Cip, il mio amico conterraneo Piero Ciuffo, coltelli e forchette, stoviglie e bicchieri erano incatenati al tavolo dell'oste, evidentemente non assicurato contro i furti, e persino i clienti venivano assicurati alle gambe del tavolo con una catenella, per maggior precauzione. Stabilì rapporti col movimento socialista torinese, soprattutto con i giovani facenti capo al fascio centro in via Siccardi. Consolidai, grazie al seminario di diritto romano del professor Pacchioni, l'amicizia con Palmiro Togliatti, che allora frequentava la facoltà di giurisprudenza ma non era ancora impegnato attivamente in politica. In seguito svolgemmo insieme una ricerca sulla struttura sociale della Sardegna. In quel periodo ero fieramente sardo, anzi sardista, ma ero anche socialista, ma a modo mio, soprattutto quando sentivo che le idee del Niceforo sulla presunta criminalità genetica dei pastori sardi venivano accettate anche in ambienti socialisti. Per oggi abbiamo finito, vi aspetto alla prossima puntata se volete. Arrivederci.